Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Buon martedì 24 di novembre, siamo ancora insieme. E sì, dicevamo l'appuntamento quotidiano, mattutino, perché in questa settimana, così come tutti già saprete, abbiamo il nostro appuntamento delle 18 e l'appuntamento special, il pomeriggio special con l'ospite special. E a proposito di special, sapete che questo pomeriggio alle 18 avremo con noi il grande presentatore Salvo La Rosa e parliamo ancora di eccellenze siciliane, quindi mi raccomando questo pomeriggio alle 18 collegati naturalmente sui nostri canali social. Beh, iniziamo con il nostro consueto modo, grazie, 260.000. 676 volte, grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente e abbiamo in queste ultime settimane parlato di eccellenze artistiche. Ed ancora, non dimenticando quella che è la nostra terra e i frutti, i prodotti della nostra terra siciliana, proprio ieri, quindi come ogni lunedì, la nostra cucina dei ricordi a cura dello chef Mariano Carbonetti. Sì, lui fa parte del nostro team, lo sapete, ogni lunedì pomeriggio alle 18 la nostra consueta rubrica dedicata alle ricette antiche, quelle conservate all'interno del monasteri o ancora all'interno dei cassetti delle nostre nonne. Ieri abbiamo avuto un ospite con noi specialissimo, insomma ogni lunedì ci dedichiamo naturalmente alla cucina e ai nostri prodotti. A proposito di questo, a proposito di ricette antiche, vi invito a visitare il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e sarà un bel viaggiare. Sarà una bellissima esperienza siciliana fatta attraverso i nostri prodotti, fatta attraverso le nostre ricette antiche, fatta attraverso la nostra arte, perché troverete all'interno del nostro marketplace anche oggetti d'arte realizzati da nostri artigiani, da ceramisti a opere invece che fa parte del interior design, quindi visitate il nostro portale ed ancora ci avviciniamo tra l'altro al periodo delle feste e come sempre noi siamo molto affezionati ai regali tradizionali e quindi alle ceste natalizie, troverete anche qui tante opportunità e faccio un nota bene per il Black Friday, anche noi ci siamo organizzati e quindi visitate www.iocomprosiciliano.com. Beh, sapete, abbiamo parlato di pomeriggio, tutti i pomeriggi di questa settimana saranno pomeriggi special, ma devo dire che le mattine non potevano essere da meno e quindi anche per questa mattina abbiamo un ospite special. Lui è un attore comico molto conosciuto, catanese, lo abbiamo visto spesso in TV con programmi televisivi esilaranti, ne parleremo nel corso di questa mezz'oretta, ma soprattutto con tutti i suoi personaggi inventati da lui, perché lui è anche un autore. Molto bella la sua visione dell'arte del ridere, cosa rappresenta anche a livello spirituale. Noi siamo molto felici di avere questo straordinario artista, questa eccellenza siciliana. Signore e signori, in questo martedì a Io Compro Siciliano Live abbiamo con noi Sandro Vergato. Grazie, grazie a tutti, un saluto grandissimo a voi e invito tutti quanti a comprare siciliano perché è l'orgoglio della nostra terra. Ma Grazie. secondo me, Sandro, abbiamo forse sbagliato studio perché secondo me c'è qualcuno che deve dare, ma abbiamo forse qualche nuovo comunicato da dare al popolo di Io Compro Siciliano? Non so. E beh, mi sembra di sì, perché bisogna assolutamente comprare siciliano
in quanto tutto quello che ci viene da questa terra, che è una poderosa potenza di fuoco, è assolutamente genuino, è assolutamente da comprare, da gustare e da portare avanti come una bandiera, cara. Ci piace Sandro, ci piace, ci piace. Senti Sandro, allora noi cominciamo a parlare di te. Sandro Vergato è un bravissimo artista, un bravissimo attore comico, tu sei anche un autore. Hai creato tantissimi personaggi, sono davvero tanti, arriveremo fra poco a parlare del condominio Vergato, tra l'altro anche con dei contributi video molto, molto divertenti. Senti, ma da dove ti vengono fuori questi personaggi? Beh, non lo so, intanto ci tengo a precisare, tu mi hai fatto una presentazione straordinaria, no? Non vorrei che poi deludere qualcuno perché dice con No, tutta questa ma noi ci presentazione conosciamo. sai chi c'è come ospite, no? Poi arrivo io. No, Ti conosciamo bene. no, intanto grazie. Comunque ti volevo dire che questi personaggi nascono dall'osservazione di tutti i giorni. Comunque non sono delle imitazioni, sono delle caricature, come se fossero delle vignette, anziché disegnate, diciamo, sceneggiate, no? Rappresentate in maniera teatrale. Questo perché mi diverte moltissimo in quanto l'essere spiritoso che è dentro me mi aiuta a vivere, perché io se ho un obiettivo soltanto nella vita, stare contento e far stare contenti, capito? Cioè questa è la mia missione è questa. Così Quindi i come vedete, personaggi... cari amici, Eh? Sandro, no, sai questa cosa che stai dicendo? Noi da adesso un po' di mesi lo diciamo quotidianamente, quanto è importante riuscire attraverso il sorriso a trasmettere positività, no? Perché forse in questo periodo a maggior ragione ancora di più diventa un elemento importante per affrontare le difficoltà, anche questo Assolutamente. senso di spiritualità che viene fuori dal tuo Sì. messaggio. Eh sì, guarda, io lo scorso spettacolo, cioè quello precedente a questo, ho dato un titolo molto particolare, cioè Ridiamo Allegria, dove ridiamo non era come dire, una declinazione del verbo ridere, quindi ridiamo, ma una declinazione del verbo ridare, cioè, capito? Cioè, dobbiamo ritornare a dare, perché credo che ridare allegria, quindi ridiamo tutti allegria, sia un'esortazione importantissima, in quanto tu, per esempio, da donna, se ti chiedessero qual è la caratteristica di un uomo che un uomo deve avere per piacerti, tu che cosa risponderesti? La Che ti faccia? gentilezza, Ah, l'educazione, sicuramente mi piacerebbe un uomo allegro, divertente, esatto, ecco. sì, Bene, assolutamente sì. la tua risposta è, credo, il 90% delle donne dice un uomo che mi fa ridere, innanzitutto ridere. Ecco, io penso che anche noi uomini, un po' tutti, abbiamo l'esigenza di avere qualcuno accanto che ci faccia ridere, ci faccia vivere in maniera spensierata, che ci sdrammatizzi i problemi. Ecco, io credo che questa cosa qua sia non solo fondamentale, ma sia un gesto d'amore straordinario, perché dire ti amo è facile, no? Ma è attraverso i fatti che si dimostra, e credo che questo sia uno dei fatti più importanti per dimostrare veramente di volere bene, perché quando noi vogliamo bene dobbiamo far stare bene, dunque ridere rientra perfettamente in questa cosa, e credo che sia proprio il primo obiettivo. E quindi dicevi bene, questo poi diventa anche un percorso, perché i grandi saggi, devi sapere, le persone illuminate che hanno calcato la terra sono state tutte delle persone molto molto divertenti. Pensa per esempio a Padre Pio, raccontava barzellette dalla mattina alla sera, Don Dai, Bosco divertiva. Sì, sì, questa è la dimostrazione che chi ha capito davvero qualcosa diciamo, del senso della vita, quindi i grandi illuminati che hanno evidentemente captato dei messaggi importanti, penso che sono stati i primi ad essere divertenti, perché chi ha capito qualcosa nella vita non si può prendere troppo sul serio, altrimenti non ha capito.
Quindi È vero. noi dobbiamo vivere questa esperienza terrena, secondo me, nel migliore modo possibile, ovvero stando bene. Questa è l'obiettivo mio è questo. E noi questo lo cogliamo non solo all'interno di questa intervista, ma devo dire, viene fuori attraverso la tua creatività nei tuoi personaggi. Senti, ma cominciamo a parlare ed entrare nel vivo dei tuoi personaggi. Prima di entrare nel vivo, posso chiederti Sì, una cosa? No, perché sì, ci tenevo a chiudere il discorso. Ho scoperto lungo le mie ricerche che c'è una radice etimologica tra le parole spiritoso, spiritualità e quindi diciamo essere spiritoso, essere spirituale e lo spirito, no? sì, sì. Questo legame qui, secondo me, va oltre un discorso etimologico, perché le persone possono pensare a primo acchito che chi è una persona spiritosa normalmente non abbia una grande spiritualità, no? Il clown, per dire, no? Il comico lo si vede distante dal santo, dall'illuminato, perché si aspetta invece dall'illuminato il discorso serio. E Sì. invece, secondo me, invece c'è un grande legame. Forse il motivo per cui tanti comici poi sono stati un po' tristi anche nella vita, no? Sono stati un po' così, Eh no? beh, Ma Chaplin è un po' un esempio, no? sì, ma anche Charlie Totò, Chaplin. Roberto Esatto, Benigni, Massimo Troisi, il esatto, grande Troisi, esatto. capito? Quindi in qualche maniera invece un legame c'è tra l'essere spiritoso e l'essere spirituale, proprio per quei discorsi che facevamo prima. Comunque, vabbè, ho chiuso il discorso, Sì, ma è vero, ok, no, ma ritorniamo. ritorneremo a parlare un po' anche del tuo modo, della tua comicità. Fra un poco ritorneremo perché mi piacerebbe parlare proprio tu, essendo autore, sei un po' British, no, nella tua scrittura, ma torniamo fra Oh poco a yes. parlare di questo. Entriamo invece, come ti dicevo, un po' all'interno dei tuoi personaggi. Beh, all'interno della TV veramente tanto tanto. Tanto tanto partiamo da insieme e poi con personaggi che sono veramente incredibili come Azamara. Mm. Azamara Sì, come saluterebbe il pubblico di Io Compro Siciliano? la zia Mara saluterebbe così: io non saccio Mendi, ma Nendi saccio, o che cosuzza saccio, ma non posso parlare, perché io sono una di quelle che si fa sempre i fatti suoi. Preciso, sì, sì. Ecco, questo. Quindi i fatti suoi avete capito che Azzamara è a tutti chiara. E Sì. insomma, E poi ci sono, infatti, guarda, secondo me il vestito è assolutamente adattissimo, Sandro, sì, perché certo. scusami, c'è l'amico Fritz, no? Cioè, Sì, l'amico Fitto invece è il leader del partito PMP, partito mezza parola, perché questa è una cosa troppo importante ormai, perché la politica è fatta di troppe parole, 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 ora invece bisogna passare ai fatti. E noi abbiamo tre principi fondamentali che non possiamo derogare. I tre principi fondamentali sono sai i francesi, no? Che hanno legalità, dignità, insomma quello che è, adesso non mi ricordo, non mi interessa dei francesi, quello che mi interessa è che anche noi ce ne abbiamo tre e sono: non ti trovo bene, tranquillo, te ne puoi andare. Tradotto è: non ti trovo problemi, perché non ti trovo problemi, ovviamente nella vita non ti è problema, l'unico problema è la morte, anzi ora come ora con tutti i problemi che ci sono forse è più una liberazione che un problema, giusto? Quindi facciamo stare, non ti trovo problemi, tranquillo, perché si sa, la calma è la virtù dei forti, e si sa chi forte forte, diciamo, chi forte, forse quella è un'altra cosa, comunque non è importante, mette valore. E poi te ne puoi andare perché quando un politico ti dice: senti, sai, io ho bisogno di mio figlio che entra in qualche posto, qualche cosa, te ne puoi andare. E praticamente all'inizio una specie di rassicurazione, poi diventa anche, se ti fai insisto, anche un'esortazione. Ora te ne puoi andare, insomma, non mi rompere più le scatole, eccetera, eccetera. senti, senti Sandro, ma a proposito di te ne puoi andare, ma quante volte amici del popolo di Io Compro Siciliano
vi capita di essere magari all'interno del vostro condominio e qualcuno insomma che vi dà fastidio, cose, quante volte, ma te ne puoi andare, te ne puoi andare. A proposito di condominio, senti Sandro, facciamo così. Io direi di vedere, quindi chiedo aiuto al nostro regista Paolo Gatto per vedere il primo dei contributi video di Sandro Vergato. Abitare in condominio vi ha stufato? Non avete ancora visto Condominio Vergato, un pazzo palazzo in smart working, famigerati VIP della TV alle prese con pericolose riunioni condominiali. Da lunedì 19 ottobre alle 19:30, in esclusiva per la Sicilia su Video Mediterraneo, canale 11, e sarà una poderosa potenza di fuoco. Parola di Pippi con te. Senti Sandro, questo qui è un condominio, il condominio Vergato è un pazzo palazzo in smart working, raccontaci. Ma tutto è cominciato durante il lockdown, quando ho sentito che c'erano molte critiche nei confronti di questo governo e molti asserivano che questi governanti non riuscirebbero neanche a gestire un condominio, no? C'era questa cosa che ritornava. E allora io ad un certo punto ho pensato ad un ipotetico condominio presieduto ovviamente dal presidente e che magari avesse come inquilini alcuni dei protagonisti della politica di oggi. Poi, per non fare una cosa troppo politicizzata, perché io premetto che un comico deve essere sempre equidistante e non si deve mai colorare di nessun colore, né a destra né a sinistra né al centro, anzi la comicità serve più, credo, ad attaccare un po' il potere, no? Da sempre è stato così, qualsiasi potere c'è in quel momento, secondo me appunto attraverso l'umorismo si può in maniera civile magari esprimere un dissenso. Ecco, e niente, quindi ad un certo punto, per non politicizzarlo troppo, ho pensato anche di inserire alcuni artisti come Renato Vero, che io amo e quindi mi piace molto la sua romanità, ma così come adoro Franco Battiato, che ho da sempre considerato un mito anche per un certo cammino spirituale di cui si parlava prima, cioè un punto di riferimento straordinario. Ovviamente questi due personaggi, per esempio, io non essendo un imitatore e non voglio assolutamente che la gente lo pensi, ho tirato fuori queste due caricature che sono nella fattispecie Renato Vero e Franco Battezzato. Uno io ti fermo un attimo, Sandro, ti fermo un attimo, sai perché? Perché siccome io mi sto incuriosendo ed insieme a me, secondo me, il popolo di Io Compro Siciliano, sai cosa facciamo? Mandiamo quest'altro contributo video. Vediamo il condominio Vergato, vediamo. Grazie. Sono Vincenzo De Buca, gestore di questa sala giochi. Vorrei avvisare che chi rompe le palline di Pinch Ponch lo prendiamo con il lanciafiamme. Sono Renato Vero, sono un sarto e sono titolare da sartoria Grandissimi Fili di Bottoni. Noi te tagliamo, te cuciamo, te strinciamo, te allarghiamo, insomma per feste te conciamo. Sono Matteo Frenzi, mare mamona, mi sono fatto il pub a casa, si chiama Happy Days, qua si paga tanto, si mangia poco, ma si può consumare anche in camera da letto. Mi chiamo Lucia Spazzolina e mi occupo di pubblica istruzione ad altissimi livelli. Infatti ho aperto un asilo che si chiama Spazzolandia per imparare a tutti a spazzare sin da piccoli. Sono Giorgia Dumeloni e vorrei segnalare sommessamente che io sono titolare da lavanderia Te Lavo, Te Stiro e Te Stendo. Ottimi servizi e poco pretendo. Sono Franco Battezzato e mi occupo di misticismo, occultismo, sufismo, astrologismo, ma per campare vendo tappeti orientali. Come diceva Mullah Mustafa Mustazzoni, così è la vita. Senti Sandro, nel frattempo che stavamo vedendo questo contributo video,
la nostra diretta sta veramente, ci sono tanti messaggi, sta impazzendo perché ci sono tanti messaggi che i nostri amici stanno scrivendo, e quindi vorrei leggerne qualcuno insieme a te, perché molti tra l'altro riguardano proprio te. Quindi, allora, abbiamo Angelo Casà, dice buongiorno a tutti. Un saluto speciale alla nostra bellissima Katiuska, ciao caro Angelo. Un saluto al bravissimo Sandro Vergato, e quindi cominciano ad arrivare i saluti per te, Sandro. Amalia Lupinto, buongiorno a tutta la famiglia di Io Compro Siciliano. Ciao Amalia, grazie per essere in collegamento anche oggi. C'è Valentina Recupero che dice ciao Sandro, e ho letto anche dei messaggi molto belli di Valentina. Abbiamo il nostro chef Fabio Mambo, grandissimo Sandro Vergato, quindi tanti complimenti. Maurizio Tumini del gruppo Artisti Nostri Amici, ciao Katiuska, ciao Maurizio, grazie per essere con noi. Ridere di giusto è importantissimo, ed è vero. Valentina Recupero dice, anche tu Sandro, un illuminato che parte del tuo spirito e si estende nella tua arte, complimenti di vero cuore. Beh, ed è proprio vero. Il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere in collegamento oggi con noi, anche oggi. Buongiorno carissima amica Katius Puzza, al grande artista di grande simpatia e allegria Sandro Vergato, che possiede anche una bella profondità d'animo, oltre ad essere un bravissimo attore di eccellenza. E beh, visto che bei messaggi, c'è Marzia Monreale. Un saluto speciale, Marzia, è la nostra caporedattrice, dice buongiorno splendida Katiuska, un saluto speciale al nostro grande ospite, genio creativo, grande comunicatore, con il dono di donare momenti di spensieratezza uniti ad una grande sensibilità artistica ed umana. Beh, guarda che bei messaggi, c'è il nostro chef Mariano. C'è il nostro chef Mariano Carbonetti del team di Io Compro Siciliano. Buongiorno mitica Katiuska, ciao grande chef e ben trovato al tuo simpaticissimo ospite Sandro Vergato. Allegria e spensieratezza, la medicina per sconfiggere la tristezza che per adesso c'è in giro. Un abbraccio a tutto il mondo di Io Compro Siciliano. Ciao grande chef. Ancora Valentina Recupero dice non solo un grande artista, ma anche un uomo di immensa profondità spirituale. La sua umiltà è d'esempio. Beh, Sandro, io vedo tanti messaggi. C'è Piero Cassisi che dice ciao Sandro, ti seguo anche io da Milano. Sei un grande, perché devi sapere poi Sandro che ci sono tanti amici del popolo di Io Compro Siciliano, tu sai, abbiamo superato i 260.000 amici in questi mesi e abbiamo amici siciliani che ci seguono non solo dalla Sicilia e dall'Italia ma dal mondo intero, e quindi per noi parlare di eccellenze quale tu sei è un grande piacere. Senti Sandro. Grazie. No, volevo ringraziare tutti, non faccio nomi perché altrimenti appunto sono così tanti, però li ringrazio di cuore, e con una nota diciamo speciale per quello che stavi dicendo tu per Piero Cassisi, che hai detto che ha scritto da Milano. Ecco, lui dovrebbe essere secondo me non proprio a Milano ma là vicino, ma è il mio regista. Sì, ciao. Sì, perché con lui e insieme anche alla produzione di Russo Morosoli Group sono riuscito a mettere su tutto questo, tutta questa serie di puntate del Condominio Vergato, e diciamo merito va veramente, tanto merito va a lui perché ha montato il tutto in una maniera straordinaria. Quindi grazie Piero Cassisi, naturalmente grazie a Valentina Recupero e tutti gli altri che hanno detto delle cose bellissime, non me le merito. No, invece no, non è mai così. Senti Sandro, invece volevo dirti, vogliamo dare riferimenti anche agli amici che vogliono vedere Condominio Vergato, se abbiamo dei riferimenti da dare, perché così facciamo un po' di promozione. Sì, beh, grazie, io voglio ringraziare innanzitutto Video Mediterraneo che ha creduto fortemente in questo progetto e ha voluto l'esclusiva per tutta la Sicilia.
penso che andremo avanti da qui a quando Dio vorrà, quindi loro mi hanno detto dipendesse da noi, noi ti metteremmo qui in pianta stabile, quindi c'è un contratto aperto con loro, sono felicissimo della collaborazione, anche perché Canale 11, a parte che subito dopo i canali nazionali, diciamo, no? Ha anche una caratteristica, è l'unico in Sicilia che trasmette in HD, quindi in alta definizione, ed è anche in streaming, per cui il piacere che tante persone da ogni parte del mondo, anche siciliani che stanno fuori, eccetera, riescono a vedermi tramite videomediterraneo.it, penso che è una bella soddisfazione. Quindi dico, al di là di Piero che si trova a Milano, tanta gente comunque mi segue in ogni regione italiana, grazie anche allo streaming di Video Mediterraneo. Sandro, noi salutiamo il tuo regista, salutiamo naturalmente tutto lo staff tecnico e saremo ben felici di continuare a seguirti. Beh, mancano gli ultimi minuti, Sandro. Posso dire a che ora vado in onda? Sì, certo. Allora, lunedì, mercoledì e venerdì alle 19:30, quindi ci si sintonizza e poi tanto si arriva precisi alle 20 e poi uno ha voglia di andare a vedere anche i telegiornali nazionali, però l'importante è quella mezz'oretta di risate che anticipa, che forse ci fa attutire meglio le brutte notizie che poi arrivano dal Home Channel, che è canale 68, e questo è anche il motivo per cui tante persone da ogni parte d'Italia stanno seguendo questo programma, e questa è una cosa che per me è stata veramente importante, perché attraverso questo confronto con il resto dell'Italia ho sdoganato alcuni personaggi che erano stati calibrati per la Sicilia, perché io ho debuttato a Telecolor, su Telecolor nel 2009, capito? E quindi in qualche maniera, sapendo che questi personaggi finivano ai siciliani, li ho calibrati un po' in maniera un po' più stretta, con un dialetto un pochettino più stretto, no? Qui invece anche la zia Mara, che prima parlava in maniera un po' più stretta, diciamo si è dovuta un po' nazionalizzare, quindi ho fatto una relazione alla commissario Montalbano per tutti i personaggi, e poi ci sono quelli naturalmente nazionali, ma quelli siciliani si sono un po' sdoganati. E vabbè, va bene così, perché ci piace il fatto di portare la nostra comicità, i nostri personaggi in giro per l'Italia. Senti Sandro, siamo arrivati agli ultimi minuti. Allora, c'è qui una specie di carrambata, nel senso che, allora, voi sapete, Sandro ha lavorato tanti anni in TV con Salvo La Rosa, quindi c'è questo collegamento con Salvo. Giusto questo pomeriggio sapete che noi alle 18 abbiamo pomeriggio special con ospite special, e abbiamo con noi Salvo La Rosa. A cui voglio molto bene, perché è un grandissimo professionista, ma soprattutto un grande amico. E poi, no, perché adesso arriviamo alla carrambata, ed ecco qua, abbiamo questo abbraccio tra, guardate un attimino, tra l'altro, guardate che cosa avete in mano. Cosa avete in mano? Il Gogol, giusto? Il Gogol, sì, grazie a un'idea di Mauro Todaro, che è una persona eccezionale. Caro amico. Ok, e qui volevo arrivare, Sandro, perché sia Salvo che Sandro portano in mano Gogol. Voi sapete che Gogol possiamo ritornare nuovamente nell'immagine inquadrata, ok? Grazie sempre a Paolo Gatto in regia. Allora, voi sapete, Mauro Todaro fa parte degli amici strettissimi di Io Compro Siciliano, l'abbiamo avuto presente anche alla nostra conferenza stampa, data in cui abbiamo presentato il progetto di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Mauro era presente proprio con il Gogol, ma, e qui finiamo e siamo proprio alla fine, Sandro, tu con questo Gogol c'entri, perché Mauro ci raccontava che nel 1999 con un'associazione che era Sorrilandia tu portavi praticamente questo sorriso, no? Un po' in giro, cioè era un elemento che veniva consegnato a tutte quelle persone, personalità che portavano il sorriso, ognuno nel proprio settore, ognuno nella propria...
E quindi lui mi Sì. diceva che poi Gogol nasce un po' sopra quello che era Sorrilandia. Sandro, Sorrisolandia, Sorrisolandia. Sorrisolandia. Sì, 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 è proprio così, ma a parte, allora, Mauro è una persona splendida e lui, diciamo, veniva un po' colpito dal fatto che ogni volta che noi ci sentivamo per telefono, dice come stai? Bene, io sprizzo energia da tutti i pori, questo è quello che dico sempre, sono felice, ho avuto sempre queste caratteristiche, quindi il fatto che io abbia in qualche maniera varato il sorriso come filosofia di vita, che era un premio, che facevamo consegnare, perché tutta la manifestazione durava 3 giorni, la facevamo al Tondo Gioieni di Catania, si congestionava tutto il traffico perché in 3 giorni arrivavano oltre 20.000 persone, perché c'erano tutte le attività che potevano produrre allegria, dai trampolieri ai giocolieri, animatori, teatrino dei burattini, spettacoli Meraviglia. comici, balli e cose varie. E con grandi ospiti abbiamo avuto Valentina Pezia, Mario Dovì, insomma veramente tanti, il sindaco che veniva eccetera, e quindi Pippo Franco consegnava questo premio che si chiamava il sorriso come filosofia di vita e lo davamo a tutti coloro che si erano distinti nel proprio settore, sport, cultura, politica, medicina, insomma in generale, perché avevano adottato questo sistema di vita, questa filosofia di vita. E Mauro, un po' ispirato diciamo da quella cosa, ma non solo ovviamente perché ci ha messo di suo, poi ha creato questo premio Gogol che ha consegnato anche al Papa, l'ha consegnato pure a Valentino Rossi, Sì. grandi campioni, eccetera, eccetera, e siccome fra questi immeritatamente ci sono pure io, e sono quindi un ambasciatore del La sorriso nel meritati. mondo. Sì, no, vabbè, sai che a me mette un po' in imbarazzo il complimento, preferisco essere con semplicità quello che sono, no? Per cui ti voglio dire che Mauro è stato grandioso nel riuscire a portare questo Gogol, che è un emblema a questo punto siciliano, un'eccellenza siciliana, nel mondo, attraverso il Papa, attraverso altri personaggi grandiosi come Valentino Rossi. Per cui questo fatto che noi possiamo esprimere solarità e quindi portare il sorriso anche con un simbolo come il Gogol è una cosa che ci accomuna. In quella foto che ci hai fatto vedere, dove ero insieme a Salvo La Rosa, proprio eravamo credo a Gela e lui ci fece questa sorpresa e ci consegnò il Gogol ad entrambi e quindi abbiamo suggellato quel momento, un momento Abbiamo bellissimo e quindi condiviso grazie un Mauro. incontro di... Senti Sandro, dobbiamo quasi Eh, chiudere, altrimenti qui ci tolgono la linea. Ma sì. per esempio un Renato Vero, no? Ma come chiuderebbe questo appuntamento? Ma Renato ha tanto bisogno della sua parrucca, dei suoi trucchi, dei suoi vestiti e quindi mica se può così improvvisare, diciamo così, capito? Devi avere tanta pazienza. E allora Sandro, mi sa tanto che dobbiamo immaginare un altro appuntamento, eh? Mi sa Sì, tanto che sì. sarà proprio così. Bene signori, siamo proprio in chiusura, questa mezz'ora è volata via con grande simpatia, con grande direi veramente spiritualità, perché ci è piaciuta molto questa energia che il nostro ospite di oggi ha trasmesso a tutti noi. Abbiamo avuto un'eccellenza artistica, Sandro Vergato, questo pomeriggio alle 18 ancora un pomeriggio special, avremo con noi Salvo La Rosa, continuiamo a parlare di eccellenze siciliane. Bene, cari amici, a questo punto dobbiamo chiudere nel nostro consueto modo. Carissimo Sandro, potresti per favore avvicinarti alla camera? Vieni, Sì, vieni. aspetta un attimo. Ecco, un Riesci? attimo. No, guarda, ok. Innanzitutto ringraziamo i tuoi assistenti in studio. Poi Sì, ringraziamo in regia Paolo Gatto, Marzia Monreale e tutto il team. Ringraziamo tutti gli amici che come sempre scrivono sui nostri live. Sandro, adesso io ti ringrazio. Sei Sì. veramente forte, ma devi ripetere con me. Io compro siciliano. siciliano. E questo Ci già. piace? Ci piace, grazie per essere stato con noi, Io Sandro compro Vergato. siciliano e vi saluto dicendovi che il sorriso sia sempre con voi. Grande Sandro, baci. Ciao, A adesso voi, sigla. grazie di tutto. Grazie, Ciao, grazie. Sandro. Ciao, ciao, grazie.
A presto.